Iniziamo subito dall'episodio tanto contestato perché dagli spalti non si è visto questo rigore, se c'era un fallo di mano, perché non si è visto altro. C'era un fallo di mano? No, non c'era fallo di mano perché ha colpito il nostro difensore, l'altro saltava di testa, la palla è passata tanto così dalla spalla, per cui non l'ha neanche sfiorato, proprio. E lui probabilmente l'ha visto in movimento, non so. Diciamo che un errore arbitrale ci può anche stare, però forse siete stati un po' ingenui a far risperdere due giocatori, perché benché con due uomini in meno ci avete dato filo da torcere. Sì, ma un arbitro deve avere anche un po' di buonsenso su un fatto che vede che tutti protestano. I giocatori stessi del Portovaro non hanno chiesto perché non c'erano gli estremi, aveva un po' di buonsenso, tieni gli animi calmi, ovvio che il giocatore, e poi siamo rimasti, no, ma noi stiamo facendo il nostro dignitoso campionato, le ultime partite stiamo lottando e oggi c'era una partita che potevamo portare fuori qualcosa e è andata così. Sì, perché anche domenica avete perso di misura, insomma, contro una squadra che è al secondo posto. Oggi il primo tempo, insomma, stavate facendo bene, non si capisce come mai siete così indietro. Ma abbiamo fatto un cambio tecnico e adesso 5-6 partite con il nuovo mister stiamo facendo bene. Io sono il direttore sportivo e stiamo facendo bene, i ragazzi si danno da fare e lotteremo fino alla fine. È ovvio che oggi è andata così, ma non molliamo, insomma. Dai, per concludere, come ha visto il Portovaro e quali sono le vostre aspettative da qua a fine campionato? Il Portovaro la ritengo una buona squadra anche all'andata, poi sono rimasto un po' così, non ho riuscito a capire dopo le due partite vinte che sono andate un po' in crisi, poi avete fatto un cambio tecnico anche voi, ma credo che il Portovaro possa arrivare nei primi 5, una buona squadra, visto che mancava qualche giocatore, per cui una squadra buona. Codogné? Codogné, cercheremo di salvarci, dai, questo è, non molliamo, insomma. Io ci credo, è 15 anni che sono stato un giocatore qua e adesso 15 anni di tutto sportivo, abbiamo 9 campionati di promozione e dobbiamo rimanerci. L'importante è sempre crederci, grazie. Grazie a voi.